Eder. Mech. Pallister. Sensazionale a L. Circus Barnum Luzzi scoperto l'assassino di Liliana Resinovic. Nella puntata di giovedì di quarto grado gli inarrestabili segugi di Luzzi Megrei hanno finalmente scoperto i colpevoli dell'omicidio della povera Lilly. È stato Claudio Sterpin con la complicità di Gabriella e del proprio marito. Almeno questa è la teoria che con raro sprezzo del ridicolo è stata proposta dall'Homus Elasticus Abbatis e dal generale in pensione Garofano all'occhiello dell'acume investigativo a senso unico. Sostengono i due che la frequentazione del parco per la passeggiata igienica dei cagnolini dei vicini di Lilly sia la prova inconfutabile che li inchioda, insieme a Claudio, alle loro responsabilità. Come mai lei è andato al posto delle fragole? E lei come mai non è andato a Funk, sembra rispondere Sterpin. Il generale in pensione in un vuoto di memoria invece sostiene la tesi del suicidio dimenticando che è stata già superata ed esclusa dal GIP e che ora si procede per omicidio volontario. Altre preziose perle sono state dispensate nella serata dai nostri irriducibili investigatori, per il caso Pifferi. Abate Elasticus, fra le sue contorsioni psicofisiche sulla poltrona in ecopelle, dichiara che le accuse della Pifferi alla famiglia sono parole profonde e che non è una spregiudicata assassina perché, quando ha visto la figlia morta nella culla, è corsa dalla vicina. Il Garofano invece, consulente della difesa Pifferi, con un fantastico salto quantico si è trasformato in psicologo psichiatra psicoso, tutto accertando che il perito della corte d'assise Prof. Pirfo ha commesso un errore perché, per decidere dalla capacità di intendere e volere della Pifferi al momento del delitto, quando ha abbandonato la figlia senza acqua né cibo segregandola da sola in una casa solitaria. Non basta una accurata perizia scientifica, ma è necessario studiare le pagelle della scuola elementare e anche le attitudini, le visite, i disegnini e i lavoretti di Pasqua. Ha aggiunto che i 30 vestiti da sera che la Pifferi nell'abbandonare la figlia aveva preparato per le sue vacanze in limousine non siano sufficienti. Ce ne volevano almeno 31, dimostrano, dice il pensionato dell'Arma ora nel collegio difensivo, la insicurezza della donna. Tipo, Ambrogio, sono indecisa, tu cosa mi consigli? Velluto blu o raso rosso? Le farmacie di tutta Italia ci comunicano in piena notte una improvvisa impennata della vendita di Malox, cortisonici, antistaminici e sedativi da parte dei telespettatori di Rete 4. Il giro di Sebastiano con la GoPro potrebbe ancora darci delle informazioni. Potremmo ad esempio rilevare le targhe di alcuni dei mezzi che incrocia e, qualora essi fossero muniti di GPS, vedere se effettivamente il 14 quei mezzi transitavano nei punti indicati da Sebastiano e in quale orario, nel caso lo stessero facendo. Uno scooter che gira diverse volte attorno a Liliana e Claudio che dice che i rapporti tra Liliana e il proprietario di casa non erano dei migliori. Allora qualcuno mi chiede: ma dove abitava esattamente il proprietario di casa? Ebbene, il proprietario dell'appartamento di via Verrocchio, quello che Liliana incontrava al bar almeno una volta al mese, abitava in via del Farnetello, e la cosa è abbastanza singolare perché chi è più attento avrà già ricordato che è proprio lì che una signora indicherà in quelle ore di aver sentito due persone litigare. Quando si tratta di Liliana accade sempre che tutto ciò che potenzialmente potrebbe succedere, succede. Potrebbe anche accadere che il telefono di Sebastiano aggancia una cella situata negli Stati Uniti, diventerebbe normale, si tratterebbe di un rimbalzo. E allora ecco che la sua amica giornalista subito in suo aiuto dice che dalla Puglia a volte aggancia le celle della Grecia. Tutto ciò che può accadere nel caso di Sebastiano accade e viene considerato normale. Io faccio presente che mi trovo regolarmente dalle parti di Cernobbio e Maslianico, 300 metri dalla Svizzera, e solo una volta nella vita mi è arrivato il messaggio "benvenuto in Svizzera". Chiaramente, se questo fosse accaduto il 14 dicembre 2021 sarebbe stato considerato normale. Infatti in quel giorno il verificarsi di tutti gli eventi eccezionali in modo consecutivo e concatenato diventava per la Procura di Trieste assolutamente la norma. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.